Bene, eccoci anche oggi insieme. In questa puntata parliamo di agricoltura, o meglio ancora di tradizione agricola dei territori del nord-est, perché parliamo di prodotti come il mais marano, il bianco perla, lo sponcio, oppure tipologie di frumento come quello tenero di Cologna Veneta, il piave, il canove o ancora i farri come il monococco o lo spelta. Il tutto perché Coldiretti ha avuto l'idea di organizzare un corso di formazione dedicato proprio ai cereali minori. Ne parliamo con Luca Motta, che è il responsabile di progetto appunto per Coldiretti Veneto. Innanzitutto buona giornata e la prima domanda ovviamente è da cosa nasce questa idea? Buongiorno a voi tutti e grazie per questo invito. Allora, l'idea nasce ancora nel 2017 in quanto i nostri giovani imprenditori si erano interrogati su quali potessero essere, diciamo, nuovi ambiti da esplorare rispetto anche alle possibilità per le loro giovani imprese, alla luce anche delle loro competenze e delle nuove sensibilità dei consumatori. E quindi ci hanno chiesto di approfondire il tema delle vecchie varietà locali di grano, dei cereali minori e degli pseudocereali tipo amaranteo e quinoa. Da questo è nata una serie di convegni conoscitivi in collaborazione anche con unità di regioni diverse e poi nel 2018 a livello Veneto abbiamo siglato un protocollo d'intesa con i principali che oltre alla federazione regionale Coldiretti Veneto ha visto al nostro fianco il Dipartimento da FNAE di Padova, il Molino Racchello dei fratelli Racchello di Roncade, Treviso, già nostro partner dall'inizio della storia del chilometro zero, quindi dal lontano 2006, l'Istituto Strampelli, la Banca del Germoplasma di Vicenza, quindi agricoltura, la Società Italiana Sementi e anche il panificio Tiziano Bosco di Treviso, in quanto abbiamo voluto avere tutte le figure della filiera rappresentate. E questo, diciamo, quello d'intesa aveva lo scopo di rilanciare e valorizzare queste vecchie varietà con l'obiettivo di creare un progetto di filiera. Quindi nel proseguire le valutazioni si è considerato a fine 2018 che fosse opportuno più operativa attraverso la misura 16 del PSN, quindi con i due partner in particolare, quindi il Molino Racchello di Roncade con l'Università di Padova, Dipartimento da FNAE nella città del professor Vamerali, con Impresa Verde Rovigo come partner per la formazione, abbiamo creato un gruppo operativo e quindi abbiamo sviluppato una progettualità di 3 anni finalizzata a moltiplicare le sementi di queste vecchie varietà. Partiamo da pochi ettogrammi, forse 1 chilo di seme per varietà, quindi bisogna moltiplicare il seme. Necessità di sviluppare attraverso l'università un protocollo di coltivazione in biologico per capire come dovessero essere coltivate e valorizzate e attraverso il mulino ulteriormente andare a valutare quali potrebbero essere le caratteristiche diciamo, da ricercare e che possono essere diciamo, più adatte per fare una selezione di queste varietà. Ecco, queste sementi sembra però fossero destinate all'oblio. Fino a qualche tempo fa, insomma, rischiavano di essere dimenticate e sono state recuperate grazie al lavoro che fanno appunto alcuni istituti come lo Strampelli. È cambiata la sensibilità dei consumatori, è stato anche accennato. Infatti queste sementi, questi prodotti potrebbero essere utili ad esempio contro le intolleranze alimentari al glutine, oppure sono valide alternative a rimedi naturali migliorativi delle campagne. Alcune sono repellenti per la fauna selvatica, altre ideali per la dieta ipocalorica, sono benefiche per la salute, perfette per il risparmio idrico, quindi non sono idroesigenti, come si usa dire. Tutto questo per arrivare a chiedere, c'è un mercato però, perché questo poi alla fine, insomma, gli agricoltori fanno un'importante opera di salvaguardia ambientale, però insomma alla fine devono fare anche reddito. Assolutamente sì, questo aspetto è per noi evidentemente molto importante, l'aspetto reddituale per le imprese, accanto alla creazione di risposte
alle nuove esigenze del consumatore. Come anticipato, in effetti queste varietà di cereali, e da studi fatti anche da università con le quali avevamo collaborato all'inizio, in particolare all'epoca Università di Firenze, è stato valutato che diciamo, hanno una formula gluteninica diversa, alcune di queste varietà, rispetto a quelle che sono selezionate via via nel tempo e che oggi coltiviamo. E quindi questo potrebbe essere l'inizio di un percorso di diciamo, approfondimento, di studio, eventualmente di selezione, per cercare di andare a riscoprire quelle caratteristiche che permettono di dare risposte dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'intolleranza, dalla vista appunto nutrizionale, a persone che possono avere particolari problemi rispetto al glutine che normalmente oggi diciamo, si trova nelle varietà coltivate. Queste vecchie diciamo, varietà, o comunque anche i pseudocereali, hanno inoltre delle caratteristiche che erano state definite, soprattutto i pseudocereali, penso alla quinoa, all'amaranto, caratteristiche di superfood. Ecco, su questo ovviamente si va con i piedi di piombo, perché insomma il termine superfood potrebbe essere anche fuorviante, non è che risolvono tutto, però avere concentrazioni importanti possono dare risposte che dal punto di vista nutraceutico sono assolutamente da considerare. Inoltre, come è stato detto, vista l'importanza della sensibilità che tutti dobbiamo avere dal punto di vista ambientale, si deve considerare che queste vecchie varietà erano molto più rustiche delle attuali. Una aveva diciamo, qualche debolezza puntuale, però tendenzialmente abbassando la taglia, aumentando l'accessimento di queste varietà, queste possono comunque dare una buona risposta in campo, anche riducendo la profondità di aratura, quindi impiegando meno energia, quindi utilizzando investimenti limitati minori, anche in termini di cavalli e trattori diciamo, che vengono utilizzati per le lavorazioni, richiedono meno acqua e sono più resistenti a quelli che sono gli stress ambientali che negli ultimi anni vediamo insomma, si producono in maniera sempre più forte. E quindi questa rusticità, valorizzata da un punto di vista diciamo, di un protocollo di coltivazione biologico, riteniamo possa dare delle risposte dal punto di vista reddituale agli agricoltori, alla nostra, diciamo, al nostro ambiente, e anche dal punto di vista della qualità ai nostri consumatori. Con questo corso mollate gli ormeggi verso il mare aperto o sapete già qual è il porto di destinazione? Intendo dire, va bene la coltivazione in campo, però poi ci vuole anche una filiera di trasformazione. Esiste già o dovete crearla? Allora, la filiera di trasformazione, noi, come dicevo prima, abbiamo utilizzato la collaborazione con partner di primo ordine, tipo il Molino Rachello, tipo l'università, tipo i pianificatori. L'obiettivo è quello di far atterrare, almeno diciamo inizialmente, questo corso in quella che è la filiera corta e diciamo, la possibilità di trovare questi prodotti anche all'interno dei nostri agriturismi, all'interno delle nostre aziende agricole che fanno vendita diretta con Campagna Amica. Ma poi l'obiettivo, come dicevo, è più ambizioso, perché vorrebbe essere un obiettivo di filiera, e quindi cercare di avere caratteristiche standard di purezza tali per cui questi prodotti possono trovare un'utilizzazione tracciabile, certificata e adatta a quello che è l'utilizzo dell'industria agroalimentare, in modo che questa possibilità possa arrivare a tutti. Ecco, prima di concludere è indispensabile sapere a chi è rivolto questo corso e come viene articolato. Mi pare ci sia una parte teorica e anche una parte pratica. Assolutamente sì, ecco, tra l'altro il primo corso è in programma verso fine gennaio e abbiamo già raggiunto ormai le iscrizioni, però ricordo che insomma noi faremo 4 edizioni per ogni fase del corso, quindi saranno 3 fasi, saranno fasi diciamo successive, quindi andremo via via ad integrare, a complementare quelle che sono le informazioni anche sulla base dell'esperienza di quanto stiamo sperimentando,
saranno 14 ore in aula, insomma, diciamo, in lezioni che non saranno mai superiori alle 4 ore, e per gli orari sarà d'accordo evidentemente con il Vero Vivo, che è il soggetto incaricato, diciamo, di erogare la formazione. Dicevo 14 ore in aula, poi ci saranno 4 ore di visita al Mulino Rachello e 8 ore per visita in campo prova. Adesso evidentemente in questo momento ci concentriamo con la formazione a distanza, perché il periodo non ci permette di fare altro se non di iniziare con questa modalità, e poi nel momento in cui sarà più interessante andare all'esterno ci auguriamo che verso giugno, quando sarà il momento della raccolta, che sarebbe più interessante in campo vedere la situazione che la pandemia si è migliorata. Volevo ricordare che noi questo corso è rivolto a tutti coloro i quali abbiano una connotazione agricola, quindi il dipendente agricolo, il partecipe familiare, il coadiuvante o il titolare di partita IVA. Evidentemente, come in tutti i corsi finanziati, dovranno questi partecipanti frequentare almeno il 70% dei totali. Per informazioni basta chiamare allo 0425 20 19 18 oppure a formazione.ro.diretti.it, che risponderanno i colleghi di Rovigo. Ecco, io vi posso dire che questo, diciamo, corso è stato strutturato sulla base dell'esigenza degli imprenditori, perché ci siamo resi conto, al di là della valorizzazione di queste vecchie varietà, necessario a fare cura su queste vecchie varietà, sviluppare protocolli di coltivazione, insegnare a coltivare queste vecchie varietà con determinate tecniche, insomma, adattate ai tempi moderni. Era anche importante fare chiarezza dal punto di vista in modo che gli operatori possano fare al massimo della sicurezza rispetto anche a quelle che sono le norme che regolano questo comparto. Grazie quindi a Luca Motta, che ricordo essere il responsabile di questo interessante progetto proposto da Coldiretti Veneto e indirizzato, come abbiamo sentito, agli agricoltori, a chi si occupa di agricoltura, per il recupero delle sementi antiche e dei cosiddetti cereali minori. Grazie, a presto, grazie a Luca Motta collegato da Bussolengo nel Veronese, grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi tutti.